Una giornata per me molto importante. Se parliamo di moneta elettronica, parliamo di uno strumento che non è particolarmente amato nel nostro paese per alcune questioni, ma noi proprio per questo abbiamo voluto stimolare questo progetto e quindi ringrazio tutti i presenti e chi in qualche modo sta sostenendo questo pensiero. La moneta elettronica è molto usata, poi lo vedremo nello studio, quindi nei paesi del nord Europa sostanzialmente. Si acquista anche un caffè in quei paesi con una moneta elettronica. Qui ci si dice sempre che probabilmente la colpa è della transazione, che è troppo cara. Beh, insomma, su questo poi vedremo che ci sono anche qui delle soluzioni. Ma quello che fa più, a me sta più a cuore è il fatto della legalità, che naturalmente dietro il contante si annida. Ecco, il contante è un metodo di pagamento che secondo me ormai è usurato e crea usura peraltro anche, quindi va rivisto. Certamente il mondo del commercio, il mondo che tutti i giorni insomma, pratica la transazione con il contante è più attento al problema per un'infinità di ragioni, per praticità, per costi, però se ci rendiamo conto infine quanto costa invece il contante è un punto dove bisogna fare alcune considerazioni. Ecco, poi lo vedremo anche dallo studio. Quindi allora io partirei proprio dall'idea di mettere in difficoltà la criminalità. Ecco, attraverso il contante si continua a alimentare un mondo criminoso. Voi sapete bene che l'Italia, poi lo vedremo, è il paese dove ci sono più rapine di tutta Europa e le rapine si fanno dove c'è contante. Il 40% delle rapine dei paesi europei si fa in questo paese, purtroppo, si produce questo effetto. Poi c'è il pizzo, dove c'è contante è più facile pagare il pizzo purtroppo. E poi un'infinità di altre questioni che attraverso il contante generano criminalità. Quindi costringono la pubblica amministrazione ad essere più efficiente le transazioni con la moneta elettronica e quindi aiutano lo sviluppo del nostro paese, a modernizzare un paese. Quindi noi non abbiamo l'ambizione di convincere tutti e di imporre a tutti il nostro pensiero. Io credo che oggi sia una giornata importante perché ci si confronta su questo tema ed è un tema che deve essere di stimolo e di sensibilizzazione perché tutti noi ci convinciamo che anche un caffè dovremmo pagarlo con la moneta elettronica. Pensate quanto meno stress potrebbe vivere un commerciante se sa che fa tutta la transazione con la moneta elettronica, quindi la Guardia di Finanza non gli va più, come dire, a fare improvvisate che gli viene il batticuore e che comunque in ogni volta che si fa una visita qualcosa che non va si trova, quindi genera un'infinità di altri incidenti e pagare tutti per pagare meno, come si dice. E quindi con la transazione elettronica, con la moneta elettronica c'è la possibilità di evitare incidenti di questo tipo. Ma poi ci sono tutti quei venditori che stanno invadendo il nostro paese, che poi chiudo su questo perché non voglio allungarmi tanto perché poi è più interessante il convegno di quello che dico io, stanno arrivando nel nostro paese. Immagino le aree della totale illegalità di commerci cinesi che abbiamo nel nostro territorio e ne abbiamo diversi. Verona non è immune, la capitale oggi è Padova di questa purtroppo negativo primato con un ingrosso che è di 250.000 metri quadri totalmente è sorto dal nulla. Era una vecchia fabbrica dove producevano tram, carrozze ferroviarie e riparavano carrozze ferroviarie, che erano le officine meccaniche Stanga. I tram milanesi sono stati fatti tutti là. Allora immaginate che là dentro hanno abbattuto tutto, hanno fatto nel totale silenzio e anche nella, come dire, totale indifferenza di alcune amministrazioni, hanno creato questo luogo. Questo luogo è un luogo di totale
illegalità. Si vendono prodotti contraffatti, ma molti veronesi vengono là a acquistare, non è che Verona è fuori da questa cosa. Vendono prodotti contraffatti, prodotti che nociano alla salute, una serie di difficoltà incredibili, e soprattutto si vende a tutto e a tutti. Quindi parliamo di centri commerciali, a volte ci rabbrividiamo, quello è un centro commerciale di 250.000 metri quadri, vengono da tutte le parti, vendono prodotti natalizi adesso ma anche alimentari, dove non si sa cosa sia la fattura e si vende tutto in nero. Ma poi sappiate, paghiamo tutti noi la differenza, paghiamo tutti noi la differenza. Se ci fosse la moneta elettronica, quel mondo non potrebbe esistere, perché già di per sé la moneta elettronica regolerebbe questo mercato illegale. Ma io non ho la pretesa di convincere, chiedo solo il confronto su questi temi, perché sicuramente molti avranno da dire che forse sbaglio su questo ragionamento o su alcuni ragionamenti, quindi mi piacerebbe il confronto. La questione, per esempio, è che questo grande centro, questo grande complesso, grazie al fatto che è nato e gli è stato permesso di nascere, sta producendo altri effetti negativi. C'è un libro di questi giorni presentato dallo scrittore Selvatici, dove individua nell'area del Rodigino un'area dove è stato in qualche modo individuato, perché lo era già prima quando le cose andavano benino in Italia, un'area dove la produzione dell'abbigliamento taroccato, contraffatto nei garage, insomma in tutte le sarà l'area del Rodigino. A Padova lo smistamento, e le città del Veneto sono già individuate delle aree delle città del Veneto, compresa Verona, dove gli insediamenti di questo mondo si andranno a frazionare, non più un complesso di questo tipo, ma andranno a posizionarsi su alcune aree della città dove creeranno delle piccole, come dire, comunità delle vendite illegali. Ecco, sono tutti problemi che noi pagheremo nei prossimi anni. Oggi magari non li vediamo, stanno crescendo lentamente, ma nel momento in cui scoppiano avremo che a Verona c'è un'area dove tutti i veronesi sapranno che potranno andare a comprare, ma guardate l'esempio, si trova a Roma, basta andare in piazza, si chiama Vittorio, non mi ricordo, via Emanuele, piazza Emanuele, ma comunque dietro la stazione c'è un'area dove i romani sanno perfettamente, tutti i negozietti cinesi, e vanno a comprare quello che vogliono a prezzi particolarmente bassi, diciamo così, ma naturalmente lo scontrino non si fa. Ecco, meno scontrini si fanno in questo paese, più tasse paghiamo. È normale. È che noi dobbiamo far cultura. Io ero in un bar ieri, guardate, nelle nostre parti, dobbiamo dirlo, i commercianti sono persone per bene. Sicuramente qualche esempio, voglio dire, può esserci, ma io in qualsiasi posto vado, ho la faccia da finanziere, mi chiedo qualche volta, ma mi danno lo scontrino tutti. Io sono venuto prima a piedi dal parcheggio della Cittadella, mi sono fermato a bere un caffè e questo signore mi ha offerto un caffè, gliel'ho pagato, mi ha fatto lo scontrino. Ma questo avviene a Verona, avviene a Padova, avviene in tutto il Veneto. In altre parti di questo paese, vi racconto questa perché sennò parliamo, mi trovavo a Napoli qualche tempo fa, dovevo andare in Camera di Commercio a Napoli, e c'è un signore fuori dalla stazione che smista chi arriva. La mia faccia evidentemente è una faccia particolare, l'ha infilato da un tassista che era un po' più spostato. Salgo su e mi dice: dottor, che facciamo? Tariffa comunale o... Dico no, tariffa comunale, dico io. E lui mi fa: attacco il tassametro, attacca il tassametro, e mi dice: dottor, però mi sembrava tanto una brava persona. Allora, vedete, questo paese ha bisogno, è un fatto accaduto, sapete, a me, voglio dire. Quindi questo paese ha bisogno di migliorare, perché tutto quello che non succede in qualche parte, che succede in qualche parte del paese, lo paghiamo in un'altra parte del paese. Io ero ieri in un ristorante e vado a pagare, un ristorante quasi mensa, voglio dire, perché ho un'azienda anch'io, e vicino alla mia azienda c'è questo posto, a questo punto ristoro. Prima di me il ristorante stava facendo la ricevuta e dice: no, ma sa stare, non vuoi niente. Cioè il cittadino che stimola il ristoratore a non fargli la ricevuta. E non ci rendiamo conto i danni che ci facciamo. E allora ecco, la moneta elettronica ha anche questo compito, di regolare
questo tipo di transazione, che è subordinata al fatto che uno più o meno gli dia fastidio anche pagare regolarmente, ma va che dopo infine, no? Ma paghiamo tutto noi, sapete, tutto noi, poi lo vediamo cosa possiamo risparmiare se tutti andassimo verso questo percorso. E poi, e chiudo su questo, diventeremo un paese più civile. E ne abbiamo un gran bisogno, perché questo bisogno è estremo. Questo paese ha bisogno di regole. E guardate che le regole le abbiamo e le regole dobbiamo farle rispettare. Allora questo è il fatto, che questo processo deve essere iniziato attraverso stimoli nuovi, la moneta elettronica è uno stimolo nuovo, però d'altra parte capiscono anche i commercianti e su questo siamo in un luogo, come dire, sacro, per questo stimolo le banche in generale, che non si può più fare una transazione al 3%, 3,5%, perché il caffè non si può prendere con una transazione di quel tipo là. Ma la comunità europea, lo vedremo poi, ci dice delle cose su questo, e poi lo vedremo, e qua bisogna anche qua confrontarci con il mondo bancario perché la transazione sia a livello sostenibile, altrimenti non possiamo pensare che questo possa funzionare. Detto questo, però, ci vuole anche da parte del governo altrettanta buona volontà, perché se noi proprio cittadini, noi consumatori, volessimo dal governo questo sforzo, sarebbe un problema che per loro, perché girerebbe meno contante che nelle loro tasche e sarebbe tutto tracciabile, tutte le operazioni che facciamo tutti, anche loro, quindi sono i primi a imporre stima. Comunque se il popolo vuole, ottiene, ecco che il governo però dopo conseguentemente al fatto che c'è questa normativa che un po' alla volta porterà all'uso della moneta elettronica, abbassasse le tasse in modo conseguente alla, come dire, capacità che ha tutto questo popolo di modificare il loro modo di gestire le transazioni. Ecco, mi fermo qua e ringrazio tutti quelli che hanno seriamente voluto questo momento e questa presentazione, ringrazio anche il dottor Pittingaro per il lavoro fatto, perché è stata una pazzia mia. Un giorno sono arrivato in unione regionale, ho preso il nostro direttore del centro studi, senta dottore, qua 3.000, non 1.000, 2.000, dico basta, facciamo uno studio sulla moneta elettronica, e lui coraggiosamente mi ha detto, Presidente, guarda che ci prendiamo delle bastonate, dico guarda sono abituato, prendiamo una più, una meno, proviamoci, e abbiamo fatto questa come dire, prova. E poi abbiamo avuto dei partner che ci hanno creduto e ci hanno aiutato, e quindi io ringrazio particolarmente voi per il coraggio, perché toccare questo argomento potrebbe venire fuori un ginepraio incredibile. Però io sono convinto che se insieme ci sediamo attorno a un tavolo, consumatori, associazioni di categoria, camere di commercio, politici, banche, possiamo fare un servizio importante perché questo Paese veda un po' più futuro, e soprattutto per il futuro dei nostri giovani che altrimenti non ce l'avranno. E mi fermo qua perché uomini solo al comando non li vogliamo più, abbiamo detto prima, ma tavoli di confronto sì. Grazie a tutti.